L'afflusso turistico a Chioggia Sottomarina è stato favorito dalle belle condizioni meteorologiche. Durante il weekend un gran numero di persone è arrivato sia in auto che utilizzando il servizio bus, soprattutto proveniente dal Padovano e in parte anche dal Veneziano. La maggior parte dei passeggeri dei bus provenienti da fuori Chioggia è composta da minorenni. Al termine dell'orario di spiaggia si dirigono verso Piazza Europa per prendere il bus di ritorno, ma purtroppo quasi tutti allo stesso orario. Sabato si sono verificate tensioni tra i ragazzi che cercavano di trovare posto sul bus. Fortunatamente domenica la presenza costante della Polizia di Stato ha contribuito a mantenere la situazione sotto controllo. In giornate come queste garantire l'ordine non è facile e richiede il buon senso di tutti, tenendo presente che le forze dell'ordine non possono essere ovunque e spesso sono impegnate per assistere agli incidenti stradali. Domenica ce ne sono stati alcuni di lieve entità, incidenti che purtroppo non mancano mai.